Bella raga, ciao a tutti del commentore veneziano, siamo a Boston, Boston Celtics, Miami Heat. Io mi sono migliorato un po' il personaggio, grazie. Mi sono preso 4 euro di roba per migliorare un pochino, ho migliorato nella velocità soprattutto. E qui siamo qua, 38-19 secondi nella Eastern Conference, primi nella divisione. Non siamo punti titolari, nel senso facciamo una partita titolare, una no, una sì, una no. Diciamo che l'allenatore non lo so, sta vaneggiando un pochino forse. Andiamo. Ho migliorato molto la velocità però ragazzi, le velocità sono veramente tanto veloci. Il problema è che sto marcando la persona sbagliata bene, come cominciavo proprio. Guarda che più leggero che lo sento, spero adesso sono cazzi, Cosa ha fatto? No, se la mette un figo. Non l'ha messa, non l'ha messa, non l'ha messa, vai. Vai Dragic, yes! Grandi raga, grandi. 18-12 è il primo posto praticamente impensabile, però devo assolutamente mantenere il secondo. Mi permette di andare ai playoff comunque con un buon vantaggio. E soprattutto evitare i Cavs. Eccola qua la classifica, 38-19. Livellano in fuga, Atlanta seconda con un vantaggio di 3 partite circa. Dai. And right now for Miami, they've had just the kind of season you knew they were capable of. I mean, they've got all the talent in the world, but how about maximizing it to the fullest? Well, there was never a question about the talent. I mean, they've got enough of that. It was just a matter of if they could get the Eccolo most qua out of it. signori, ecco De Cum. Wade with no one around. Offensive rebound Heat. No good from che sbaglio, peccato. Those are chances. Almost always you can rely on him to get you 2 points, but the D just enough to keep him out of rhythm. Oh, first rebound in the game. Pushing it up. That's first assist in the game. And it doesn't really matter Bravo who Fricchettone. starts the break with how he runs the floor. He seems to always be the one who finishes. Stiamo massacrando. Boston non è mio. Arriva il rimbalzo, ma da contro un non da solo. Buono. Dragic. Solo rete! Mamma mia ragazzi, sta pennellando il cume però, Cosa sta pennellando il cume? 2 assist e 2 rimbalzi. Pick by Zeller. Zeller, a screen on Dragic. Dai, stiamo difendendo bene Boston, sicuramente è una squadra che è alla nostra portata. Bello, cosa avevo buffato in maniera abbastanza incredibile Zeller. Il porco di Zeller, dai. Vai. Yes, madonna signori, però negli assist sono veramente micidiali. L'ultima partita vinta contro Phoenix 14 punti, 11 assist. Le double del Cume sono eterne veramente. Super double come ragazzi, siamo al terzo quarto, 9 punti, 5 rimbalzi, addirittura 12 assist ho fatto nel secondo quarto, ho fatto una roba veramente devastante. Adesso voglio tentare di battere il record, ho tutte le possibilità di farlo, di battere il record degli assist. 19, non è impossibile. Sono bello marcato però. Eravamo appena perduto. Bravo Cume, bravo. Bravo il Cume. Mi piace le cose migliori come sempre le faccio nel periodo non collegato, è una roba pazzesca. Ok. E adesso ragioniamo. Ecco la prima palla persa in diretta e via. Ma vaffanculo, che sfiga. Impressionante lei come dobbiamo illuminare la platea. Dobbiamo illuminare tutto. Anderson a screen on Thomas. Deng kicks to Bosh. Bellissima. Yes. Bravi ragazzi. And that's now 11 points for Freak. Really, the defense is helpless to stop a layup right there. Just too much of an advantage in terms of the mismatch. Fantasmagorico come si suol dire.
Right side, Thomas. Posso vincere anche 2 premi, rivelazione dell'anno e miglior sesto uomo. Sarebbe bello anche vincere capo classifica degli assist. Vediamo. Yes! Ragazzi, Boston non c'è, quando il computer comincia a perdere di tanto non riescono più a difendere. Devo approfittarne. Yeah, he torches defenders in all kinds of ways. When he's on the floor, he's a matchup headache. Non c'è molto Boston. Thomas goes in. Here's Zeller. And it's Freak with the rebound. Rimbalzo. Oh, Freak's got 6 rebounds now in the game. Their rebounding has been off the charts today, guys. Reason number 1, this game is out of hand. Exactly, Clark. Their lead is not surprising given their advantage on the backboard. Bosch, ti prego, Bosch. Yes, sono rete. Chris Bosch. And it's 9 points for Chris Bosch. And really, it looks like he may just try to take this thing over on his own tutta la mia portata, and really build that quasi ogni lead. partita. Thomas passes to Olynyk. Pick by Zeller. Ora che siamo al terzo livello di difficoltà. To the middle. Here's Crowder. Anderson with the block. All-Star. Come da veneziano. Assist, ti prego, mettila. And so he earns a trip to the line. Official saw the contact and he'll shoot 2. Winslow sta con me, ragazzi. Il classico porco di Miami. Winslow, purtroppo. Lo sappiamo, raga. Winslow è un po' così. Closing out on shots and blocking a few as well. You know, adding on to that, we can't fail to mention all the steals they've piled up, too. I mean, that's making a big difference. They've really gotten into them defensively. Catching up on the changes with Miami. Josh McRoberts has checked in for Anderson. And Langston Galloway subbed in for Luol Deng. The defense has not been able to keep the ball out of the paint at that end of the floor. And I'd be interested to know just how many of these attempts have come abbiamo una grande occasione, abbiamo 82-58, ma il risultato, la vittoria c'è. Boston sta avanti. E godo. Guarda Bosch, è fiero Bosch. Guarda, se i tifosi sono in silenzio, questa è una cosa bellissima questo gioco, che i tifosi se la squadra va bene stratifano, si esaltano, se invece la squadra va di merda c'è silenzio tombale. Perché la 2K non fa anche un gioco di calcio? Dai però. Time out, Celtics. Kevin, this is a phenomenal defensive team. Not just good, they are excellent. They've made an awful lot of outstanding defensive plays. They're on the same page, they're aggressive, they're focused, and they pay attention to detail. That's why they keep teams from getting good shots in the paint. No, qua Boston fa una buona azione. Outstanding entry pass there. Boston è uno dei palazzetti più importanti dell'NBA. Bosch, the screen. Vai, Winslow, ti prego, da solo. E vaffanculo. Winslow non la mette mai sui miei assi, l'odio. Ho un odio per Winslow che è una roba grande. Dai, per il record. Occasione della vita. Dai. Mamma mia, che brutto sto passaggio. Pass to Bosch. He dishes it to Freak. Cazzo, c'è andata veramente di culo, dai fiori. Sono molto concentrato, ragazzi, perché è un'occasione d'oro. Yes! Guarda, ma i tifosi quanto mi amano. 15 assist, ragazzi. Down low. Stolen away. Bravissimi, dai fiori. Good ball movement here by the Heat. Freak with it. Allora, He's picked up by Lee. Bosch sets the pick for Freak. Qua devo andare io. Fallaccio. Sul cume. Oddio, no, erano infortunati, vi prego. Dai, Daniele la carità. 5 rebounds and 2 assists. Yes. And really for him, it's about putting in the work and improving his game. Yeah, and I think he wants to. Yes. It's one of those things where you either ragazzi, il mister mi ha tolto perché siamo in gran vantaggio, vuole fare diciamo turnover e risparmiarmi tempo. Non è positivo perché mancano ancora 3 assist per eguagliare il record, 4 per superarlo. Sarà durissimo con 37. Ecco, spero cosa ha messo. Mamma mia, cosa ha messo. No, mi ha tolto. Niente, dai. Niente record purtroppo.
And Miami with a change here too. Bravo Kuma, a sto punto stavo nel canestro. Oh, ma che sfiga però. Siamo partita memorabile comunque. Partita memorable. Che Kuma, signori, che Kuma. Vediamo se riusciamo a fare un po' di spettacolo. Mamma mia, cosa fa il Kuma? Cosa fa il Kuma? Yes! La appoggia, lo stronzo la appoggia. 7 su 9 del campo, signori, 7 su 9 del campo, 19 punti, 16 assist, 3 palle recuperate e 8 rimbalzi. Signori, sono da MVP, porca troia. Che devo fare almeno 30 di media, devo migliorare tanto nei punti, che adesso mi sto dedicando tanto agli assist, perché per me è un playmaker da fare assist. Per diventare il nuovo Nash. Mamma mia, rischio anche la tripla doppia. Bello. No, cosa ho sbagliato io? Che cazzo di tiro ho fatto? Non lo so. Tiro un po' curioso del Kuma. And so it's going to end up in the record books as a blowout. A dominating performance. Grande Kuma, oh ragazzi, ma Kuma sta veramente esaltando in maniera devastante. To its Clark fullest capability. Yeah, and a very satisfying win for him too. A game to remember, and on the other side, definitely one you want to forget as soon as possible. Bravissimo. Grande Kuma, 7° assist, se giocava un po' di più. Se giocava un po' di più. Che sfigunzola. Peccato. Lasciamo, dai, tira merdaccio. Bravi, non ne frega niente. 174. Really difficult to win, but now they'll go into it with confidence and really liking their chances. And you have to look back at this and see the huge game it was. Sta provando, esagera, palla fuori. And you have to love the effort he put forth on the glass. He played with the fire no one else could match as he chased down those rebounds. Dai, arbitro, madonna. Here's Freak. Kicks it to Dang, to the paint. Ecco, ho sbagliato, vabbè, ho forzato troppo ed è giusto così. It's 3-on-3 on the fast break. Dai, tira, bravo. Spero stanno mettendo tutte, però stiamo attenti. The offense has clearly kicked into gear. The question though, is it just a little too late? Yeah, I think it may be, Greg. At least they're finally showing some signs of life offensively. Il Kuma ci prova. Too Due bad, rimbalzi per eguagliarlo. Grande, cosa fa per Deng? Madonna, cosa ha fatto per Deng? Sono un fottutissimo assist. Mancano 25 secondi. Tira. Vai. Tira, che cazzo. Bravo Kuma, arriva anche la tripla doppia, signori, ma no, fino a che credo. Vai! No, no, non ci credo. Tira! Ma vai a cagare, va! Non ha mai tirato. Vado a vincere, ma per sfioro il record per un assist. Tripla doppia prestazione mondiale del Kuma in una Boston Desert veneziano a fare la voce grossa. Signori, questo è da MVP. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Fantastica la prestazione. Ciao!